che non sempre sono l'interesse vero del cittadino. A noi il discorso è diverso. Il discorso è quello di come garantire la popolazione garantire sul fatto che il rispetto di tutte le obbligazioni, tutti i doveri di salubrità, diciamo, ambientale siano rispettati da quelli che sono gli operatori di quell'area. Ma questo è una cosa che va fatta giorno per giorno. Qui avrei capito se l'amministrazione, anziché costituire un comitato contro avesse costituito un comitato permanente con la popolazione, con i tecnici e con i responsabili dell'area industriale per un monitoraggio costante di quella che è la situazione ambientale di quell'area. Allora l'avrei capito, perché allora avrebbe l'amministrazione svolto il suo ruolo di amministrare nell'interesse dei cittadini. Non creare situazioni di disagio che poi non sapremo quando vanno a finire, ma che sono situazioni di disagio create ad hoc. Mentre però non si vede che magari la Purina da qualche anno aveva delle obbligazioni, delle prescrizioni che non sono state rispettate, ma continua a non rispettarle. E stranamente la Purina è uno degli sponsor che magari sostiene le pubblicazioni del sindaco. Allora, non è per buttare fango, però certamente questa riflessione è finalizzata a far capire che non è possibile fare un programma con i numeri, dicendo le cose che si fanno. Il programma prima di tutto deve avere un'idea e da questa idea poi scendono le azioni. Questi sono tre tipi di azioni che secondo me possono, cioè di riflessioni che possono orientare poi lo sviluppo. Quando poi l'amministrazione dovrà scendere concretamente ad affrontare i problemi di Sumaga, allora avrà questi parametri di riferimento. Qui c'è questo tipo di sviluppo, qui c'è questo tipo di sviluppo, qui c'è questo tipo di problema e di sviluppo. Come legare le varie cose? Allora il programma altro che non è che la realizzazione, creare, elaborare gli strumenti che permettono di realizzare questo obiettivo. Vogliamo che Via Franca sia il viale cittadino di Sumaga, e allora ecco la necessità di un collegamento con Pronipozzo, di un collegamento con Portogruaro, ecco l'indispensabilità di non dover passare per la rotonda per arrivare in centro. Cioè, se un viale cittadino, nei viali cittadini uno i figli li fa uscire tranquilli, vai pure tranquillo. Chi a Sumaga manderebbe il figlio oggi in bicicletta a Portogruaro tranquillamente? Per quale via? È fondamentale rispetto a tante altre cose, rispetto anche alla piazza in marmo con i palloni che non so cosa servono, o al muro del pianto. Era più importante trattare con le ferrovie per far sì che anziché un enorme sottopasso per la prima ferrovia e zero per la seconda, ci fosse stato almeno un sottopasso ciclopedonale per tutte le due ferrovie, magari anche rinunciando all'enorme sottopasso per la prima ferrovia che serve da sola casa, perché si possono anche trovare anche altre soluzioni molto più economiche. Con gli stessi soldi si facevano 4 sottopassi ciclopedonali, non se ne fa uno, quindi Sumaga è bloccata. Ecco allora che le scelte, se hanno uno scenario, arrivano al risultato, se non hanno un scenario, arrivano lì, il bellissimo sottopasso della prima ferrovia, poi dopodiché c'è il muro della seconda ferrovia. Ciao Daniele, il consigliere Daniele, perché non è bisogno essere presentato Daniele, no? Sumaga no. Comunque è conosciuto il Presidente della Sesta Commissione Cultura in Regione. Allora, ho fatto l'esempio della ciclopedonale. Lo stesso problema può porsi per quanto riguarda il collegamento cioè l'altro grosso ostacolo che è rappresentato allo sviluppo di Sumaga, che è la ferrovia, anzi non la ferrovia, le due ferrovie che tagliano delle comunità, perché la comunità immobiliare è una comunità che partecipa, che ha sempre partecipato, che è parte integrante della comunità di Sumaga, e quando una comunità gli togli dei pezzi, indebolisci la comunità. Allora, io non so se le signore di Noiari riescono a fare il cavalcavia
arrivare alla rotonda e poi fare il chilometro per arrivare, cioè per arrivare in chiesa probabilmente rinunciano, avranno la benedizione lo stesso, anche se non hanno messa. Però quando a una donna, quando a una persona impedisci di fare le cose che sono fondamentali per il suo essere parte della comunità, gli togli qualcosa di fondamentale. Ecco, allora che lì non è soltanto un problema di traffico, il fatto di creare un collegamento, di utilizzare gli investimenti della regione, perché la regione gli investimenti sui sottopassi li ha fatti, e se sono fermi alcuni non è certo per colpa della regione, questo ve lo posso garantire. Per darvi un esempio, se voi andate a Fossata aveva, le strade di Fossata avevano tre passaggi a livello, 2 importanti e uno che è in mezzo ai campi. Beh, hanno fatto anche quelli in mezzo ai campi, anche quelli in mezzo ai campi. Vuol dire che se c'è la volontà dell'amministrazione, beh, con difficoltà, non oggi, nessuna bacchetta magica, però domani, fra 5 anni, fra 10 anni, però si deve sapere quali sono i tempi. È possibile recuperare quelle ferite che in questo caso la ferrovia ha rappresentato. E quindi, ma allora non è soltanto un fare una strada perché di là abita l'amico e bisogna fare la strada anche col Gerini in argento, è perché è un dare una risposta all'esigenza della comunità. Questa è la cosa fondamentale che deve avere un programma elettorale. Non essere un programma fatto per qualcuno, ma un programma fatto per tutti, per la comunità, e fatto con tutti. Dopodiché chi partecipa, oggi siete in 20, 30, quanti siete, domani sarete in 50, dopodomani sarete in 2, chi partecipa, cioè ha ragione solo sempre chi partecipa. Chi manca, vabbè, vuol dire che ha delegato gli altri, anche se la pensa diversamente, ha delegato gli altri. Ma la partecipazione di una comunità alle scelte è un elemento fondamentale per qualsiasi crescita reale. Ecco, io non vorrei adesso tagliare, perché qui le cose sulle quali potremo discutere se analizziamo poi il programma, perché è vero che noi non abbiamo un programma stampato in quell'economia, però è un programma che ha i suoi numeri di chiacchiere anche nostri, cioè come tutti i programmi. Però abbiamo fatto lo sforzo di far sì che le chiacchiere siano uno stimolo alla crescita della comunità, più che un'elencazione pura e semplice di cose da fare. Poi ci sono le cose da fare, il decalogo ci dice, magari poi lo possiamo vedere, ci dice le cose che vorremmo fare. È quello che era chiamato il parco progetti o il progetto obiettivo, questo è quello su cui noi vorremmo lavorare. E qui, attorno a questi temi, cominceremo a lavorare, ma soprattutto a lavorare. Io ho finito per